Siamo giunti alla quinta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni, Zumba B, Zagreb S, Zuko Legend, Zlatan J. Bay, Zemellino, Zumba Piz, in prima fila Zero di Pippo, Zala Barman, Zola dei Greppi in seconda, parte fortissimo Zumba Piz che conquista la testa in breve, mentre Numero ha 8 sbagliato Zala Zala Barman, ha Barman, avuto problemi squalificato. Zagreb S e sulla curva il più immediato inseguitore di Zumba Piz è Zlatan J. Bay, mentre all'esterno si profila subito Zemellino che va all'attacco. Zemellino dopo 250 metri si avvantaggia e probabilmente riceverà strada da Zumba Piz che preferisce correre sotto evidentemente. Zemellino dunque leader dopo meno di 400 metri di gara. Giuseppe Rizzo ha sfondato 400 in 29,8, gli altri sgranati per la pista con Zumba B che cerca di risalire con in schiena Zero di Pippo, ma sono rimasti davvero molto discosti nella fase iniziale e ora devono recuperare con percorsi non semplici all'esterno. I 600 se ne vanno per la testa in 45,8 con Zemellino leader su Zumba Piz. Intanto l'errore di Zero di Pippo. Ha sbagliato Zero di Numero Pippo 7 Zero e di viene Pippo, squalificato. Zumba B squalificato. gradualmente si porta su Zemellino, mentre all'esterno avanza anche Zola dei Greppi. E siamo al giro in 1-1 e 2 con Zemellino che ha potuto comunque graduare. Zumba B non spinge per il momento, a contatto rimane Zumba Piz, poi Zlatan J. Bay. Così le posizioni delineate dopo un chilometro in 1:16,6. Sempre in vantaggio Zemellino che ora comincia ad accelerare sotto la pressione di Zumba B. A contatto rimane Zumba Piz, poi Zola dei Greppi, ancora Zlatan J. Bay. Si affronta la curva conclusiva con Zumba che insiste, ma Zemellino replica. A contatto ancora Zumba Piz e Zola dei Greppi. Insiste Zumba B, ma ancora non riesce a sopravanzare l'avversario che si difende al completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo. Zumba B rinnova i propri attacchi, Zemellino prova a replicare a centropista Zola dei Greppi, ultime battute con Zumba B che passa agevolmente nel finale, viene a vincere Zola dei Greppi e ottima seconda. Piega Zemellino a fil di palo al quarto, chiude Zumba Piz 1:14,5, Mauro Biesuzzi a segno con Zumba B 28,6 la chiusa, ha aspettato proprio gli ultimi 400 per entrare in azione, per carburare decisamente con Zumba B. Mauro Biasuzzi che sigla la vittoria in modo netto. Corre bene anche Zola dei Greppi che sul palo piega uno Zemellino che ha corso comunque da protagonista e chiude al terzo posto precedendo Zumba Piz.